C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, oggi vi raccontiamo una celata all'italiana conservata nel Museo delle Armi proprio qui in Castello. Poi il detto dialettale. La celata era un copricapo tipico per gli uomini d'arme quattrocenteschi. Questa celata all'italiana è simile ad altre presenti nelle collezioni europee. Probabilmente fu acquistata da Luigi Marzoli dalla collezione Wilczek. È possibile si trattasse di un dono fatto dall'imperatore Francesco Giuseppe al conte Wilczek, tradizionalmente attribuito a Bartolomeo Colleoni. Più di recente invece alcuni importanti studiosi lo ritengono successivo alla morte del condottiero avvenuta nel 1475. Ben ritrovati a Centro Anch'io, siamo di nuovo qui. Chi sa fa sa comandà. L'avete mai sentito? Chissà se lo conoscono anche i signori e le signore del bar Pasticceria da Guido qui a Borgo Satollo di fronte alla chiesa. Entriamo. Marie, chi sa fa sa comandare. Ah, già lo conosci allora? Che vuol dire? Assomiglia. Assomiglia che vuol dire? Assomiglia cosa vuol dire? Lei è buono da fa o è buono da comandare? Se uno da fa, poi se uno da comandare. Se mi dice fa una roba la fa. Che si chiede comandare? Comandare, ma mia età, ma per mia età comandare. Sto fare. Sì. Ascolta, se fai, ricevi. Se non fai niente, non ricevi niente. La saggezza di Marie, però secondo me ogni tanto la comanda anche, né? E poi da comandare se siete, è come dire. Chi sa fare, sa comandare. Lei è una che sa fare o sa comandare? O entrambe le cose? Entrambe. Quale le riesce meglio, signora Mariangela? Comandare. Come tutte le donne, mannaggia. E su chi comanda? Sul marito. Poveretti sti mariti, martiri. E lei, Angela, è informata sui pettegolesi? Ah, sempre. Fanno quello che hanno voglia. E poi complimenti alla parrucchiera perché l'ha fatta diventare una regina. Ma so bella, oh. Chi ha detto il contrario? È bellissima lei, Angela. È anche ricca lei. Ecco, ah. È anche ricca. No, non sono ricca, però sto bene. Grande Angela. A proposito di essere ricchi e belli, chi sa fa, sa comandà. Che significa? È come perché quando mi ha comandato, però io parlo di dialetto adesso. Prego, prego. Però delle volte avevano torto, ma io non stavo zitta se avevo ragione, anche se erano principali. Quello che c'era da dire, c'era da dire. Ecco. Perché una volta sono andata a lavorare a 8 un minuto e mi hanno tirato giù mezz'ora. E io ho detto come mai che mi manca mezz'ora? Perché è venuta dentro a 8 minuti. Un'altra mattina vengo dentro 8 e mezza. Perché io mezz'ora di più a loro non gliela faccio. Hai capito Angela? Brava, un bel carattere. La correttezza, la giustizia. Io sono fatta così. A me non piace chiacchierare dietro la gente. Però quello che si meritano, si meritano. E io a Maria... Angela, e io le do un bacio, brava. Ecco, brava. Ecco. Bella profumata. Facilissimo quello di oggi, è chi sa fa sa comandà, ovvero chi sa fare le cose, chi ha delle capacità, delle competenze, è anche colui o colei che comanda. E chi non sa fare esegue gli ordini di quello che sa fare. Grazie per essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima.